Chimico, investimento per il comune di oltre 300.000 euro per trasformarlo nel nuovo museo e auditorium della città. Settimana prossima incontro al Mise. Cedimento nella notte lungo il tratto autostradale tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. È successo dove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia, chiuso questa notte. Tra condizionatori accesi e pace, vogliamo la pace subito, così il presidente Zaia sulle parole del premier Draghi. Poi torna sul tema dell'autonomia e annuncia: siamo arrivati all'ultimo miglio. La consigliera comunale del PD Monica Sambo definisce scandalosa la decisione della giunta di privatizzare gli asili nido del comune di Venezia. È inaccettabile, dice. Pirata della strada 25enne denunciato per essersi costituito il giorno dopo aver causato un incidente ed essere fuggito. La crisi russo-ucraina e il Covid hanno fatto registrare una perdita di circa 20.000 addetti nel settore turistico a livello regionale, così la CGA di Mestre, il piano della regione per Milano Cortina 2026. Successo per l'Umana Reie, che è riuscita nell'impresa di battere per la seconda volta la capolista Gran Canaria espugnando il palasport spagnolo per 69-76. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli li avete sentiti: capannone del petrolchimico, investimento per il comune di oltre 300.000 euro per farlo diventare il nuovo museo e auditorium della città. Settimana prossima incontro al Mise per avere garanzie sul futuro della chimica a Porto Marghera. Petrolchimico, martedì prossimo 12 aprile, incontro tecnico dei sindacati a Roma al Mise con i vertici di Eni per avere garanzie sul futuro del comparto in vista dell'annunciata chiusura dell'impianto di cracking. A noi interessa soprattutto che l'incontro produca un cronoprogramma sugli investimenti che Eni ha promesso a Marghera, che garantisca ovviamente con gli investimenti che verranno fatti a Marghera nella logistica, perché grazie alla logistica manterremo in funzione anche gli stabilimenti di Mantova, Ferrara e Ravenna. Ci ha promesso ovviamente tutta una serie di cicli produttivi per mantenere in vita il petrolchimico e le attività industriali. Ovviamente la nostra preoccupazione è quella di essere vigili, è quella che queste cose vadano fatte in fretta. Intanto, con l'annuncio del comune dell'acquisizione dello storico capannone, per il cui restauro si parla di oltre 300.000 euro di investimento per un nuovo parcheggio e per l'impianto di condizionamento e riscaldamento, il sindacato ha già chiesto un incontro con Cafarsetti. Diremo al comune, dove abbiamo chiesto un incontro, che quello lì vada mantenuto e valorizzato, in modo che si possa dire anche alla città di Venezia, dico anche Veneto, l'importanza di un luogo storico che ha rappresentato uno dei petrolchimici più grandi, più importanti d'Italia. Oltre a quello storico, a dare lustro e valore al capannone, i graffiti al suo interno e dipinti dagli stessi operai, tra i quali spicca quello in memoria di Giuseppe Taliercio, il dirigente della Montedison, rapito e assassinato nel 1981 dal gruppo delle Brigate Rosse, il cui corpo privo di vita venne fatto ritrovare proprio a ridosso dello stabilimento. Quadri che riprendono momenti importanti della storia del petrolchimico. Cedimento nella notte lungo il tratto autostradale tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. È successo dove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia. Code lungo l'autostrada A4 dopo la chiusura nella notte del tratto Latisana-Portogruaro in direzione Venezia per consentire urgenti lavori di rifacimento dell'asfalto in seguito a una spaccatura che si è verificata dove si stanno svolgendo i lavori per la terza corsia. Si è trattato di un avvallamento del manto stradale di circa 10 cm che ha interessato poco meno di 20 metri della corsia di marcia, fanno sapere da Autovie Venete. Le ulteriori indagini avviate immediatamente dopo aver riscontrato il problema hanno indotto a intervenire per garantire l'incolumità dell'utenza autostradale, ha dichiarato il direttore dei lavori del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia. In questi giorni infatti si sta lavorando alla fase 2 del cantiere, all'ampliamento della carreggiata in direzione Venezia. In prossimità dei sottopassi che devono essere demoliti e ricostruiti vanno infisse nel terreno delle lastre d'acciaio che nel caso della scorsa notte erano lunghe 12 metri, per poter da un lato sostenere l'asse autostradale, dall'altro scavare e realizzare successivamente i manufatti. Con le vibrazioni il cumulo di terra si è ulteriormente compattato, creando dunque un vuoto sotto l'asfalto, da qui l'avvallamento.
L'intervento di ripristino è durato 10 ore. Autovie informa che dalle 22 di oggi alle 4 di domani sarà chiuso il tratto autostradale in direzione Venezia per consentire ai tecnici di effettuare in via precauzionale approfondite analisi del terreno e della sede stradale. Tra condizionatori accesi e pace vogliamo subito la pace, così il presidente del Veneto Zaia sulle parole del premier Draghi in merito al nuovo documento di economia e finanza e all'ipotesi di un embargo sulle importazioni di gas e petrolio dalla Russia. Zaia parla di un'economia di guerra nel nostro paese anche senza le bombe, poi torna sul tema dell'autonomia, ormai dice siamo all'ultimo miglio. Vogliamo la pace, vogliamo che ci sia subito un armistizio, vogliamo subito la pace perché ogni istante che passa fa perdere vite a persone inermi, a persone innocenti e noi non possiamo assistere inermi a questa tragedia. Tra la pace e l'aria condizionata, come detto dal premier Draghi, il presidente del Veneto non ha dubbi sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze anche economiche del conflitto. Zaia è intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo centro congressi di Padova. La verità è che oggi la guerra sta diventando un elemento di instabilità non indifferente sui mercati, sulla società e soprattutto stiamo vivendo in un contesto di economia di guerra pur non avendo le bombe. Dobbiamo prendere atto di questo, speriamo che la pace arrivi velocemente. Sull'invio di armi all'Ucraina, Zaia auspica prevalga prima la diplomazia. Però la pace deve essere voluta da entrambe le parti e spero che vinca il linguaggio della diplomazia, spero che vinca la diplomazia e che si ritrovino a un tavolo e si chiuda velocemente questa pagina bruttissima della storia dell'umanità. Dall'altro leggo anche che anche oggi si dice armi, armi, armi da parte degli ucraini. Io, come sapete, ho condannato senza se e senza ma Putin, però dico che noi dobbiamo pensare alla pace e non alle armi. Poi, sollecitato dalle domande, il presidente della regione è tornato a parlare di autonomia del Veneto. Direi che siamo ormai arrivati all'ultimo miglio, questo lo possiamo dire, senza svelare le carte. Stiamo trattando ancora. Penso che sia una grande opportunità e soprattutto sia un'assunzione di responsabilità. Anche le dichiarazioni fatte dal collega De Luca dimostrano che l'assunzione di responsabilità deve essere in capo a ognuno di noi, direttamente eletti. E penso che questo significhi modernità per lo Stato, significhi un nuovo rinascimento e l'abbandono di questo medioevale centralismo che non ci ha portato nulla di buono. La consigliera comunale del PD, Monica Sambo, definisce scandalosa la decisione della Giunta di privatizzare gli asili nido del Comune di Venezia. È inaccettabile, dice. La Giunta comunale ha deciso di esternalizzare altri 2 asili nido, il Tiepolo e il San Pietro in Volta, ma, denuncia l'opposizione del PD in Consiglio Comunale, ha anche deciso di avviare un piano di esternalizzazione per tutti i nidi del Comune. Questa scelta è scandalosa. Per anni abbiamo dichiarato che la Giunta intendeva esternalizzare e privatizzare i servizi degli asili nido, ci avevano detto che era solo propaganda politica e invece questa è la realtà dei fatti. È uno scandalo perché questi servizi sono stati sempre fiore all'occhiello di Venezia e devono continuare ad esserlo. È uno scandalo perché dopo 5 anni in cui hanno utilizzato le maestre come pacchi e non fatto nulla per una programmazione pedagogica per i bambini, adesso si è deciso addirittura di eliminare questo servizio pubblico decidendo appunto di esternalizzarlo. Atteggiamenti scandalosi, continua Sambo, per chi crede di avere la capacità di amministrare, che generano scelte scandalose che cancellano servizi che hanno fatto la storia di questa città ed erano un fiore all'occhiello a livello nazionale. Questa giunta, prosegue la consigliera, ha dimostrato una totale incapacità nel gestire servizi che vengono da anni tenuti in piedi solo dalla dedizione e dalla professionalità di chi vi lavora. Non è accettabile cancellare così decenni di storia, anche di grandi traguardi del Comune di Venezia. Un branco di 6 ragazzi, tra cui 2 ragazze, e questi gli aggressori del pestaggio di via Olimpia Mestre domenica scorsa, tutti sui 20 anni e tutti del veneziano. Pestaggio di Mestre, gli aggressori erano 6 e non 4 come si era detto inizialmente, tra loro anche 2 ragazze, e quanto testimoniano le immagini di videosorveglianza comunale di quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, 3 aprile, alle piscine di via Olimpia, per un sorpasso azzardato e per questo una parola di rimbotto. Fatto sta che ora le indagini sono decisamente a buon punto e si comincia a dare un nome e un cognome ai 6 aggressori, tutti i ragazzi
ragazze di età attorno ai 20 anni. Il gruppo di aggressori dunque è presente in 2 macchine e non una, e tutti del veneziano e residenti tra Mestre, Marghera, Dolo e Campagna Lupia. Fortunatamente non destano grande preoccupazione le botte, le ecchimosi del malcapitato pestato dal branco e per il quale si sono rese necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso di Mestre. Pirata della strada 25enne di Martellago, denunciato per essersi costituito il giorno dopo aver causato un incidente ed essere scappato nonostante avesse investito senza prestare soccorso. Una 32enne di Camponogara è rimasta ferita, sebbene fortunatamente non in modo grave. L'incidente ieri verso l'ora di pranzo a Mestre, all'altezza della rotonda della Castellana. Il pirata della strada dovrà rispondere di fuga dal luogo dell'incidente e omissione di soccorso. Speedline, lo stabilimento escluso dalla nuova produzione Volkswagen e nuove agitazioni in vista. Speedline, assegnati in Polonia e Repubblica Ceca nuovi volumi di produzione per la Volkswagen, con gli stabilimenti di Tabina e di Santa Maria di Sala rimasti però esclusi. Situazione che fotografa il perdurare della grande preoccupazione che investe da mesi i lavoratori tutti, con lo spettro delocalizzazione che continua perciò a incombere, visto che con quest'ultima gara aggiudicata da Ronal, 82 codici attualmente prodotti a Santa Maria di Sala andranno invece, come detto, in Polonia e Repubblica Ceca. Chiesto dunque dai sindacati un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico per avere dei chiarimenti. Questo, dicono, è un chiaro passo indietro sul lavoro fatto negli ultimi mesi, dopo i patti presi dall'azienda in sede istituzionale a fronte delle continue mobilitazioni. A meno di 2 settimane dalla Pasqua la stagione turistica è pronta a partire anche a Lido di Venezia, aprono gli hotel 5 stelle, molte le aspettative ma c'è anche l'incognita della guerra. Aprile è davvero il mese della ripartenza per il turismo a Lido di Venezia. Aprono gli hotel, anche quelli 5 stelle lusso, si attendono gli eventi, Biennale d'Arte, Salone Nautico e la Pasqua. I segnali che arrivano dal nord Europa non sono dei più incoraggianti e dei migliori, ma per contro però c'è una risposta di tanta gente che ha gran voglia di lasciare dietro le spalle periodi brutti, periodi di chiusura, periodi in cui non si è potuto uscire, periodi in cui abbiamo indossato la mascherina anche in casa. Sembrerebbe che ci siano premesse per una buona apertura, lo sono state già i segnali per il Carnevale di Venezia, ce l'auguriamo tutti, confidiamo che non accada nulla di nuovo. Certo che, come dire, però vivere nell'attesa e non poter far nulla di più di quello che facciamo per questo Lido, che meriterebbe altro, è veramente un po', ci getta un po' dello sconforto. Anche in centro storico c'è molto ottimismo. Aiutare artigiani, aiutare piccoli produttori per giustamente dare a loro questo respiro che gli servono, e anche a noi di portare sempre novità ai nostri clienti. E sono convinto che i prossimi mesi, e l'abbiamo visto adesso da un po' di settimane, i prossimi mesi io li vedo comunque un momento che non sarà facile, però di positivo, di sicuro. Dobbiamo comunque esserci anche noi, crederci e soprattutto continuare a portare idee nuove e a spingere il nostro territorio, il nostro Triveneto. La crisi russo-ucraina e prima il Covid hanno fatto registrare perdita di circa 20.000 addetti del settore turistico a livello regionale, così la CGA di Mestre, il piano della regione per Milano-Cortina 2026. Con il Covid prima e ora con la crisi russo-ucraina, il turismo veneto tira le somme e registra un bilancio in passivo per alcune decine di migliaia di imprese. Una perdita di circa 20.000 addetti, non sono pochi, però attenzione perché il Veneto tutto sommato ha tenuto, cioè è sceso così come la media nazionale. In Veneto e a Venezia in particolare il turismo è costituito infatti per 2/3 da presenze internazionali e non ultime proprio quelle russe. Il turismo veneto, che è 10% del PIL veneto, Cuba circa 71 milioni di posti letto e 20 milioni di presenze a regime. Il lato positivo è che è aumentato il turismo nazionale, già proiettato verso Milano-Cortina 2026.
In prospettiva questo è molto importante, 1 perché il turismo internazionale sta ripartendo, 2 perché comunque il turismo veneto è molto variegato, quindi sa comunque spostarsi verso ad esempio la montagna, dove ovviamente l'evento olimpico del 2026 getterà una domanda enorme da questo punto di vista anche nei prossimi anni e non solo per il momento dell'evento. Olimpiadi invernali cui si guarda per le grandi opportunità occupazionali, di scelte professionali e formative. Tenere insieme il mondo del turismo, quello del commercio, il mondo dell'accademia, 2 regioni importanti che su Milano e Cortina si giocheranno veramente delle sfide non solo per quel giorno ma per gli anni a venire, perché deve essere un cambio di mentalità e il cambio di mentalità si fa attraverso la classe dirigente e i dirigenti di domani, ma anche i dirigenti che oggi devono guidare il cambiamento. Presentato alla Scuola Grande Evangelista di Venezia il protocollo sottoscritto dalla Regione del Veneto per i prossimi 6 anni per la crescita economica e sociale del territorio con Manager Italia, associazione che raggruppa i dirigenti del turismo, commercio, trasporti e servizi regionali, chiamati a sviluppare le idee per il mare, la montagna, il lago, le terme e le città d'arte e non ultime i suoi siti UNESCO. E dobbiamo, come dire, preservare questo patrimonio, perché sia l'Emilia Romagna sia la Lombardia ci stanno superando. Siamo allo sport, dopo la vittoria di domenica a Reggio Emilia, un altro successo per l'Umana Reyer nel match che ha chiuso la fase a gironi di 7 Days Eurocup. Gli Orogranata sono riusciti nell'impresa di battere per la seconda volta la capolista Gran Canaria, espugnando il Palasport spagnolo per 69-76 e con il 6° posto a finire finale incrocerà in trasferta nella gara secca eliminazione diretta i francesi del Boulogne Metropolitan. Sono felice perché abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra in un campo dove vincono in pochi, il commento di coach De Raffaele, e sono felice per i miei giocatori perché sono arrivati fin qui in condizioni difficili. E questa è la nostra ultima notizia per Venezia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 o 2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in lieve diminuzione, ma sarà un indebolimento dell'anticiclone solo temporaneo. Tempo buono con qualche disturbo nella giornata di venerdì 8 aprile. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole, il cielo si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso come vediamo. Dal pomeriggio non si escludono degli acquazzoni sui rilievi e fin verso le zone limitrofe. Temperature ancora in aumento e del tutto gradevoli, minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sulle prealpi, in Carnia e sulle colline orientali cielo localmente coperto con deboli piogge a partire dal pomeriggio, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 15-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui avremo tratti soleggiati, specie al mattino, nubi in aumento però dal pomeriggio, con possibili deboli o debolissime precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.